Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questa nuova live di Reni J, durante la quale dobbiamo continuare a fare l'unboxing di questo grande lotto di 160 vinili, più di 160 vinili che ho preso, diciamo, dal mio amico Max DJ77. Anzi, volevo dire appunto di andare a seguire su TikTok, per chi usa anche questo social, per chi usa TikTok, di andare a seguire Max DJ77, ok? Dobbiamo continuare ad aprire i vinili che sono contenuti in questo grande scatolone, e qui vedete le due pile che abbiamo aperto ieri e l'altro ieri, ok? Quindi abbiamo... Salve Mirko, buongiorno, buongiorno Andrea. Buongiorno Andrea, benvenuti in questa live di Reni J. Allora, come sempre, sono le 10:17 di questo mercoledì 9 ottobre 2024, ok? Piano piano si avvicina anche il 2025. Ho visto dei video in cui ci sono dei negozi già addobbati per Natale, ma già da qualche settimana, quindi dai primi di ottobre, fine di settembre, il che mi accorcia parecchio la vita, perché ero abituato, diciamo, che dalla fine di novembre più o meno si cominciasse a pensare al Natale. Poi l'8 dicembre ovviamente vengono fatti albero e presepe, invece adesso si è stravolto tutto. Prima, ciao Max DJ77, è qui con noi da YouTube Max DJ77. Come ho detto, andate a seguire, allora ha anche il canale YouTube, quindi andate a seguire principalmente il canale TikTok se avete TikTok, mentre se non avete TikTok andate pure a seguire il suo canale YouTube. Un saluto anche ad Andrea che ci segue da YouTube. Grazie di essere qui con noi questa mattina. Ho voluto fare la mattina anche perché nel pomeriggio ho diverse altre cose da sbrigare, quindi ho preferito dedicare, diciamo, questa mezz'ora, un'ora, vediamo quanto tempo riuscirò a dedicare a questa unboxing, a farvi vedere questi altri vinili che come già ho detto ho preso da un grande lotto dal mio amico Max DJ 77. Allora, non indugiamo oltre. Questo è il paccone, ancora quello con cui sono stati spediti e con cui ho ricevuto i vinili, e quindi procediamo, prendiamo subito un pacchetto di vinili. Ecco, come ho fatto già la volta scorsa, diciamo le scorse volte, ce lo mettiamo qui e ce lo andiamo a gustare vinile per vinile, uno alla volta, e poi li metto qua già nel verso giusto. Allora, andiamo a vedere questo Megastore Show Me. Questo è un disco mix, Ruvenda Club Mix. Oggi siamo in live su Twitch, su YouTube, su Facebook, ma non su TikTok. Ho lasciato stare TikTok perché ogni volta mi bloccava la live, perché sembra che io stia vendendo qualcosa, ma io non vendo niente, ve lo ridico. Questi sono vinili che adesso fanno parte, ma faranno parte della mia collezione non appena li avrò archiviati, Poi vi farò vedere, pure farò una live mentre archivio alcuni di questi vinili, per farvi vedere appunto come io archivio questi vinili, perché io li vado ad inserire sia sul sito che tutti i collezionisti di dischi conoscono, che è Discogs, e sia mi sono fatto un foglio Excel mio per uso privato in cui sono inseriti anche tutti i miei vinili. Quindi questi, fino a che non saranno archiviati, non li sento parte della mia collezione. Ovviamente sono miei, già pagati, Max può confermare di aver ricevuto il pagamento, quindi sono a tutti gli effetti miei, ma non fanno ancora parte della collezione, diciamo così. Allora, quindi questo è Megastore Show Me, vedete i centrini generici, e poi qui addirittura scritto piccolo il contenuto di questo disco. Questo disco non lo conosco minimamente, non so neanche di che anno possa essere, però se mi date, forse, allora vediamo,
sì, forse si può fare una ricerca veloce perché sono curioso di vedere questo vinile di che anno è. Io sono molto veloce a fare le ricerche dei vinili. Allora, andiamo a vedere, vediamo se lo trovo in base. Allora, questo è Megastore, Show Me, punto esclamativo, eccolo qui. Allora, mi dice del niente. Allora, qua non c'è la data perché infatti sul disco non c'è scritta. È quello, devo vedere se sta scritta da qualche altra parte. Un attimo solo perché volevo vedere niente. Non l'hanno inserita la data. Vediamo questo. 2001 l'abbiamo trovato. 2001, quindi questo vinile è del 2001, ok? Quindi Megastore Show Me, questo abbiamo scavalcato il millennio. Voi sapete che io fino al 31 dicembre 1999, diciamo, sono le mie passioni si scontrano un po' contro questo muro di gomma che è il 1° gennaio del 2000, però mi piace ancora anche diversa musica che è uscita dopo il 1° gennaio 2000. Andiamo, questa volta abbiamo un'etichetta Division che corrisponde tranquillamente al disco che c'è dentro, ok? Questo è Soul Central Strings of Life e questo mi sembra di ricordarlo che era un brano underground, anche questo molto bello, Strings of Life. E questo ovviamente ce ne sono anche diverse versioni, sia alla tua, questo anche ovviamente è un disco mix che contiene diverse versioni dello stesso brano. Anche in questo caso l'etichetta non è cioè la copertina non è generica, ma questa parte che vedete che sembra un adesivo non è un adesivo ma è stampato direttamente sull'etichetta, quindi c'è la casa di distribuzione e poi qui stampato c'è il contenuto del vinile. Il vinile qui si vede, questo è il centrino proprio del vinile. Comunque praticamente non è stata usata una copertina generica, ma questa è stata stampata apposta per questo vinile. Ok, andiamo avanti. Definite Groove Records, DG Records. Questa questa è un'etichetta generica, una copertina generica, vedete? Questa è la casa di distribuzione di questo vinile, DG, Definite Groove, e il disco dentro è invece Deep Down, questo pure è underground, Deep Down. It seems to hang on. Deep Down. It seems to hang on. Questo era underground, non lo ricordo. Quindi questo pure, se non mi sbaglio, voglio vedere pure questo. Voglio vedere se prima di dire una stupidaggine, voglio vedere. Allora, questo è Deep Down. It seems 2005, quindi anche in questo caso questo disco ha scavalcato il millennio, ok? Quindi questo è del 2005. Ciao Michele, benvenuto Michele, salve, grazie di essere qui con noi, grazie Michele. Ok, definite Groove Records, ok? E qui c'è il sito internet, tra l'altro se c'è il sito internet per forza deve aver scavalcato il millennio, perché prima del 2000 difficilmente c'erano i siti internet e quindi le case
di distribuzione avevano un sito internet, attenzione. Allora, Heartbeat, in questo caso vedete Heartbeat scritto qui, Heartbeat scritto qui. Quindi corrisponde, la copertina è lei. E qui abbiamo Bizios, Tudo que vos paria ser, io non lo so lo spagnolo, mia figlia studia inglese, francese e spagnolo, io lo spagnolo proprio non lo so. Quindi vedete, questo è il centrino, questo tra l'altro che dice test pressing, ecco, questo è un test pressing. In teoria questo disco veniva dato, però aspettate un attimo, voglio vedere che così, vabbè che tanto si vede, ma non lo voglio mettere per così. Ok, e questa copertina pure non sta messa male. Questo è un test pressing. Questo adesivo veniva messo sui dischi che venivano dati alle radio per provare se il brano poteva piacere. Ok, quindi la casa di distribuzione ne stampava un certo numero di copie. Quelle con l'adesivo così, test pressing, in teoria non venivano pagate dalla radio o dalla discoteca in cui venivano messe, ma più che altro addirittura questi test pressing proprio alle radio venivano date, quindi non ai DJ in discoteca, non ai negozi per far conoscere il brano, ma direttamente alle radio, quelli con l'adesivo test pressing. Quindi per far conoscere il brano, Bizios, Buzios, però questo è spagnolo, quindi non lo so pronunciare. Perdonate, ma lo spagnolo proprio non lo so. Oh, vediamo un altro. John Maid vs Eaco, featuring Sabrina Pup, Happiness. Ok, corrisponde tutto. Allora, guardate questa copertina. Questa ovviamente è personalizzata perché vedete c'è proprio scritto il brano con l'autore del brano direttamente stampigliato. E quindi qui hanno potuto mettere, c'ho la telecamera che mi va spesso fuori fuoco, hanno potuto mettere il bollino SIAE direttamente attaccato sulla copertina, visto che la copertina non è una copertina generica, ma è una copertina personalizzata. Ok, quindi è proprio di questo vinile che c'è dentro. E allora che hanno fatto? Hanno messo l'adesivo prismatico, vedete, multicolore, della SIAE. Ok, andiamo avanti. Oh, questo invece, vedete, l'abbiamo trovato. Allora, questo è un disco, vedete, in cui la copertina è una copertina generica. Questo si apre di qua. Va bene. Allora, andiamo a vedere. Innanzitutto è Tom Jones International. Tom Jones. Allora, questo è un adesivo. Lo si sente al tatto, ovviamente non ve lo posso far vedere che è un adesivo, ma in questo caso questo è un adesivo attaccato su una copertina generica, quindi viene personalizzata la copertina. Contemporaneamente a quando viene attaccato questo adesivo viene attaccato anche il bollino SIAE, vedete? Quindi questo è il bollino SIAE e ovviamente il tutto corrisponde pure al centrino del disco, vedete? Quindi copertina nera generica, adesivo attaccato che personalizza una copertina generica, contemporaneamente viene attaccato il bollino SIAE, ok? Quindi questa da copertina generica, grazie ad un adesivo, diventa personalizzata per questo vinile e la SIAE viene correttamente pagata e il disco correttamente contato per quelle che erano le classifiche dell'epoca, per vedere quanti vinili venivano stampati, venduti. Ok? Quindi Tom Jones International. Qui c'è Radio Edit, Shanghai Surprise Mix, Punch Mix e Punch Instrumental Mix. Tutti i nomi qua ovviamente parecchio inventati, comunque sono diverse versioni dello stesso brano.
trattandosi di disco mix. Ok? Andiamo avanti, piano piano, senza fretta. Questa anche penso che sia indiscutibile, anche se è una copertina completamente neutra, è gialla, ma giallo è anche il centrino del disco, vedete? E allora hanno attaccato il bollino SIAE qui, vedete? Questo è il bollino SIAE e diciamo il fatto che il colore del centrino è identico al colore della copertina, diciamo, li unisce, anche senza scrivere nulla sulla copertina. Ok? Quindi questa è una copertina sì generica, però il colore giallo associato al centrino ne determina l'unione con il disco che contiene. Ok? Questo è Rollerblade Challenge Destiny. Rollerblade. Vediamo un po'. Poi questi li sentiremo, Challenge Destiny. Ma io non riesco a capire sta telecamera che cavolo c'ha. Voglio provare a fare una cosa. Adesso io accendo pure quest'altra luce, la giro leggermente. Ok, così mi inquadra qua. Oh. E io facendo così questa dovrebbe prendere più luce. Ma vabbè, poi faremo un po' di prove, dovrò sistemare questo PC, metterci Windows 11 perché come sapete io ho ancora Windows 7 su questo computer. Comunque, questo è Rollerblade Challenge Destiny. Third Face Dub Funk Lady Mix. Ma questa anche non me la ricordo. Allora, vedete? Allora, Fabric, casa di distribuzione, bollino SIAE e copertina rossa, come rosso è il centrino. Questo è il centrino del disco, guardate, ve lo faccio vedere. Questo è il centrino del disco, stesso identico colore per fuori, bollino SIAE. Da quest'altra parte c'è scritto Fabric, che è la casa di distribuzione. Promotional copy not for resale, addirittura questa è una copia promozionale, vedete? Promotional copy not for the sale, questa non poteva essere venduta. Allora, vedendo i simboletti che ci sono qui disegnati, a parte che questo sarà un'impresa andarla a trovare, però questo dovrebbe essere Mother Come With Me. Voglio vedere se riesco a trovare al volo delle informazioni su questo vinile. Mother Come With Me. Mother Come With Me. Oh, l'ha trovato, come no? 1999. Mother Come With Me. E questo è Electronic House. Diciamo questo è un disco di house più che altro. Ed è Mother, così. Mother Come With Me. Ok? Tra l'altro io a questo punto io girerei questo vinile, lo metterei così, visto che quello col bollino SIAE di solito è il lato B, e lo metto così. Ok? Oh, Super Funk featuring Ron Carroll, Lucky Star, Junior Sanchez Remixes. Sì. Allora, guardate qui, non so se riesco a farvi leggere tutto, sì, vi riesco a fare leggere anche la parola remixes sotto a Junior Sanchez. Super Funk featuring Ron Carroll, Lucky Star, Junior Sanchez Remixes. Anche questo voglio andare a vedere perché mi sa che è più o meno di quell'epoca lì, Andiamo a vedere perché allora, tanto dice che avete visto eccolo qua, trovato.
questo è del 2000, proprio 2000, infatti l'avevo detto, doveva essere quell'epoca lì, 99-2000. Ok, l'ho trovato, questo è sempre del 99-2000 ed è sempre musica house, ok? Super Funk, Junior Sanchez e di qua addirittura c'è Lucky Star, si legge in... Ovviamente Lucky Star non è il brano di Madonna, pure Madonna ha fatto un brano che si chiama Lucky Star, ma non è questo il caso. Andiamo avanti. Robert Owens, Never Too Late, produced and mixed by Victor Simonelli, special mix by Angel Moraes. Allora, questo pure dovrebbe essere un disco house, lo vado a cercare al volo. Questo dovrebbe, questi non li conosco, ve l'ho detto, io fino al 95 c'ho una buona conoscenza, dopo il 95 mi perdo un po'. Never Too Late, eccolo qui, 2001. Infatti, come vedete, io quando non mi ricordo qualche vinile è perché ovviamente è uscita dopo il 95 e io all'epoca poi non compravo più vinili, mi sono un po' fermato e quindi niente, poi ho cominciato a lavorare, i miei interessi si sono spostati un po' dalla musica, retro computing, cartoni animati a computer attuali perché ero stato assunto prima ho fatto il militare come aviere scelto A di assistente tecnico informatica, poi sono stato assunto dalla Ericsson e quindi ho dato molta importanza alla parte informatica della mia formazione. Questo non c'entra così perché sta messo male l'inner sleeve e quindi noi andiamo a togliere anche l'inner sleeve, la andiamo a mettere bene l'inner sleeve perché stanno anche messi molto bene queste copertine. Ok, perché questo stava fuori dall'inner sleeve e allora siccome io ci tengo a metterli dentro l'inner sleeve, ok, abbiamo messo il disco dentro l'inner sleeve e quindi questo è un disco di house, come abbiamo detto che sì, è deep house, garage house, anche la musica garage non è male, garage house eccetera. Qui sempre il bollino in questo caso proprio hanno messo una copertina super generica col bollino SIAE attaccato sopra, che però vabbè, tanto sul bollino non ci riuscirà mai a mettere a fuoco il bollino, invece sì. Disside Vintage Global Net Merigi c'è scritto su sto bollino. Vintage, vabbè, vintage è proprio lui, perché vedete? Qui c'è scritto vintage, quindi è lui proprio. Il disco inglese più Marini. Dead Seed Mix, questo è il lato A. Inglese più Marini. This Seed Mix. Cioè, non ci avevano proprio inventiva, quindi Dead Seed, quindi quel lato mix, questo lato mix. Cioè, dai, su. Proprio che non sapevano come inventarli i mix. E allora questo lato e quel lato, vabbè, così andava all'epoca, Pure questa sarà un po' di quegli anni là, 99, 2000, 2001, non me li ricordo questi. Quindi, Feel the Vibe, Axwell. Vediamo se questa è sì, pure questa anche è una copertina tra virgolette generica, però almeno ci hanno messo l'etichetta che la distribuisce. Bollino SIAE, vedete? Ok. Produzione Italian. Ok. Bollino SIAE. E qua è il centrino Oxid Records nero e qua c'è scritto quello che c'è sopra, Axwell Feel the Vibe, ok.
E questa pure sarà una specie di house underground, qualcosa del genere. Andiamo avanti, andiamo avanti. Gianni Coletti featuring The Go Gospel Girls. The Go Gospel Girls. Gospel. Gospel. Go Gospel Girls. Gimme Fantasy. Allora, in questo caso, allora, questa è la casa di distribuzione ed è stampata sul vinile, sulla copertina. Questo è un adesivo, si sente al tatto, è un adesivo che potrebbe pure essere rimosso, che tra l'altro arriva anche dietro e quindi chiudeva il vinile perché era unito qua. Vedete l'adesivo inizia qui e qui finisce ed è un adesivo che vi lascio perché sono al lavoro. Buon proseguimento e buona giornata a tutti. Ciao Andrea, grazie di aver visto la live, grazie mille di essere stato qui con noi e di averci fatto compagnia. Grazie, grazie Andrea, buon lavoro, buona giornata. E quindi qui c'è scritto il titolo del brano, adesso vediamo, ecco, Gianni Coletti featuring The Go Gospel Girls, Gimme Fantasy. E poi ci sono tutte le varie versioni, piano intro, extra mix, extended mix, Gimme Dub e radio mix. Io poi questi qua ho intenzione di fare delle live, voglio mettere un cavalletto con uno dei cellulari che mi avanzano, ce l'ho un cellulare che ha la fotocamera molto buona e visto che TikTok mi blocca se faccio vedere le copertine, ma non blocca perché io quando sfoglio TikTok col fatto che seguo centinaia di DJ mi compaiono tutti questi DJ in live, quindi pare che la musica non la blocca. Quindi io voglio mettere un treppiedi e ci sentiamo tutti questi brani che non sono famosi. Vedete, addirittura questo è un altro promo copy. Quindi sempre Oxid, la stessa casa che abbiamo visto 2 dischi fa. Bad Gabbage, Cabbage, Your Rude, vedete? Get Fucked. Poi di qua c'è sempre il bollino SIAE, importantissima, e poi questa è la sul centrino Oxid Records, ok? Quindi vi faccio vedere anche il codice a barre che cominciava a comparire sui vinili, ma già dalla seconda metà degli anni 90 c'era il codice a barre. Grazie al codice a barre è anche più facile andare a fare le ricerche dei vinili. Questo è Media Records, ovviamente in questo caso, sì, da qua lo vedete, questi sono i simboli, è tutto il logo della Media Records, ovviamente riportata anche qui, c'è tutto il simbolo di Media Records, riportato anche qui sulla copertina, ma poi scritto anche qui, vedete, Manufactured and Marketed by Media SRL Italy, The Sound of Future. Quello è Media Records, The Sound of Future, e andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Allora, 49ers, già avevamo visto un altro disco dei 49ers. Got to Be Free, questa è bellissima. Got to Be Free, questa è tipo del 91-92. Aspetta, voglio vedere 49ers featuring Anne-Marie Smith, mi sembra che era del 92. Andiamo a vedere, mi scrivono, ma allora 49ers Got to Be Free, Got to Be Free, eccolo qua. 92, oh mamma mia, su questi so forte, su questi so forte, devo dire la verità. 1992. Quindi su questi dischi so forte, ancora me li ricordo. Attenzione a come viene inserito, se no rischiamo di rovinare la copertina e non mi va. Allora, inseriamolo correttamente. Got to Be Free, 49ers featuring Anne-Marie Smith. Andiamo avanti. Questo è DJ che mettono musica anni 90, ce l'hanno tutti. Questo è DJ Molella
Revolution, uno dei primissimi brani di DJ Mulella. Dimmelo, dimmelo, I want a revolution. Fry Records, Fry, vedete? Sempre una casa di distribuzione che faceva capo alla Media Records, vedete? Infatti c'è Fry e accanto Media Records, ok? Quando uno diceva io ho la mia etichetta, c'ho qua, c'ho là, e poi però facevano capo a una etichetta più grande per la distribuzione capillare di un brano, soprattutto se quel brano ha avuto successo e quindi diventa necessario stamparne parecchie copie, ok? Quindi questo è un disco che ovviamente io ce l'ho, mi pare che ce ne sono già due copie, questa magari è la terza, però come gli ho detto a Max, a me fanno comodo perché la mia copia, quella degli anni 90, vorrei non toccarla mai più, cioè anche perché molte le usate parecchio, molte meno, però mi farebbe piacere non toccarle mai più, quindi qualche altra copia va bene. Oh, questa è una Energy Production, ha fatto un promo mix, dentro c'è Scandal, Bobby D'Ambrosio, qua che altro c'è? New Vision e Damask. Vabbè, questo è un promo copy. Le promo copy, come vi ho detto, ci sono diversi brani di diversi artisti. Only for DJs. Vedete? E questo veniva dato alle radio e alle discoteche. Ed erano, diciamo, dei brani, magari anche i più venduti, oppure mettevano, che ne so, due brani più venduti e due brani un po' più sconosciuti per farli conoscere. Su queste, chiamiamole mini compilation, erano tutti brani singoli, tra l'altro qui copertina ultra generica, però c'è il bollino SIAE, quindi basta controllare se il bollino corrisponde al vinile dentro per vedere se la copertina fuori di cartone corrisponde esattamente al vinile che è all'interno. Tony Di Bart, un altro King of Underground, Turn Your Love Around, Turn Your Love Around. Questo è ovviamente la copertina UDP è la casa di distribuzione, andiamo a vedere, infatti vedete UDP quello che è. Universal, non mi ricordo che voleva dire UDP. Tony Di Bart, Turn Your Love Around, c'è scritto. Nicola Mix, Love to Infinity Mix, e qua, Aphrodisiac Mix, tutti sti nomi strani che davano a sti mix. Comunque anche questo, Tony Di Bart, la voglio un attimo trovare, scusate, ogni tanto faccio una ricerca e andiamo a vedere Tony Di Bart Turn Your Love Around, eccolo qua, del 1995, ed è Electronic House, diciamo House Garage più che altro, quindi questo è un House Garage, però lui era pure bravo a fare l'underground, quindi secondo me si può anche annoverare tra gli underground, Poi bisogna vedere chi ha fatto l'archivio di Discogs. Oh, qua c'è Absolutely Joy, Masoko Solo, quanto mi piaceva sta canzone, Masoko Solo, questa è stata in DJ Parade per un sacco di tempo, Masoko Solo di Masoko, la casa discografica è Absolutely Joy, vedete, Masoko Solo Remix, io tra l'altro c'avevo la versione originale, remix by Face the Bass, Pan Position, anche Pan Position, che poi tra l'altro Pan Position diversi remix ha fatto. Allora vediamo se, allora qui si apre, qui no, qui neanche, come veniva messo? Qui sì, allora deve essere messo qua incollato, vabbè, lo mettiamo così, ok. Poi questa me la dovrò un po' riparare, questa copertina. Comunque Absolute Joy,
Masoko solo. Questa se la cercate tutti la conoscete, tutti quelli a cui piace la musica anni 90, Masoko solo la conoscono un po' tutti quanti, Oh, Dance to Trance. Questo non è, io questo anche ce l'avevo, Take a Free Fall, perché i Dance to Trance sono diventati famosi con POAN, Power of American Natives, un brano suonato anche con l'aiuto del flauto di Pan, però molto diciamo molto ballabile, molto ritmato. E poi c'era anche un parlato molto molto bello, fatto molto molto bene, quindi andate a cercare su YouTube Dance to Trance o scrivete POAN oppure scrivete Power of American Natives, ok? In tutti e due i casi dei Dance to Trance vi trova quel brano che è quello più famoso con cui loro sono stati anche in DJ Parade. Però io ovviamente all'epoca presi anche Take a Free Fall che ebbe meno successo di quel brano là di Poan, Power of American Natives, però è molto molto bello anche questo. Questo è più sull'underground, diciamo, mentre quello era più sul progressive trance, ok? Quindi Dance to Trance, bellissima la copertina anche, tra l'altro disco più, c'è sempre questo adesivo, su parecchi dischi c'è l'adesivo. Max, tu ce l'hai doppione questo, sì? Oppure ce l'hai POAN, Power of American Natives? Perché quello per chi piace gli anni 90 e soprattutto a te, ti manca. Vedi, cerca POAN, così poi, tanto POAN costa pochissimo. Cioè POAN è un disco che si trova tranquillamente, quindi voglio vedere quanto costa POAN Dance to Trance. POAN però scritto così non me lo trova. Allora, Dance to Trance Power of American Natives, eccolo qua, 39 centesimi, no, sì, 39 centesimi, che è 2 euro, no, questo è il CD però, 2 euro in CD. Oh, io ho questa versione qua, però su vinile e non c'è vinyl. Io ho questa versione qua, ma me lo dà solo sul CD con sta copertina, ma tutte le versioni. Vabbè, comunque mi dice che ce ne stanno 620 copie in giro di Power of American Natives e partono da 39 centesimi, quindi da veramente poco. Quindi è acquistabilissimo Power of American Natives. Ok. Ma perché ebbe tanto successo, ne stamparono non so quanti milioni di copie, andò a finire. Poi capirai, quando un disco. Allora, c'è da dire, facciamo un altro salto nel passato con Renny J. Quando io facevo il DJ, negli anni, seconda metà degli anni 80, prima metà degli anni 90, piano piano stava prendendo piede sempre di più una radio che sappiamo tutti creata, voluta fortemente da Claudio Cecchetto, Radio DJ, che negli anni 80 piano piano si faceva strada su tutte queste radio più grosse, poi prese cioè piede proprio fortemente fino alla fine degli anni 80 e per diciamo tutti gli anni 90 Radio DJ era diventato un punto fermo dove prendere indicazioni per i dischi da acquistare per tutti quelli, ed eravamo tantissimi in tutta Italia, quelli che facevano il DJ, anche non DJ resident dentro le discoteche, perché per le discoteche, per quante ce ne potevano essere, magari dentro alle città ce ne stavano 2 o 3 per ogni città, però c'era tanta gente che faceva le feste dei 18 anni anche dentro dei locali, affittava una stanza completamente vuota, mentre adesso c'è stata l'usanza che hanno già attrezzato le stanze con le luci, con l'impianto audio, con tutto quanto, e quindi magari il DJ va lì, si porta magari solo i vinili. Io invece quando facevo il DJ mi portavo dietro tutto, impianto luci, impianto audio e dischi. Tutto mi portavo dietro, riempivo il pandino 7,50 Young, veramente come se non ci fosse un domani.
E niente, praticamente noi DJ, diciamo, che non lavoravamo in radio e non eravamo resident in una discoteca, ma magari ci andavamo saltuariamente in una discoteca, prendevamo le idee dei dischi da comprare proprio ascoltando sia il DJ Time che andava avanti nel primissimo pomeriggio dalle 2 alle 3, più o meno mi ricordo, più o meno quello era l'orario, e sia la DJ Parade del sabato. Il sabato si aspettava che Albertino trasmettesse la DJ Parade, poi i titoli lui li diceva, li storpiava, c'era la musica di sottofondo, Farcetta che mixava e lui aveva detto il titolo, non capivi niente e te scrivi qualcosa che non si capiva niente, però andavi dal tuo negozio di dischi di fiducia, io a Roma c'avevo, come ho già detto, Remix, Discoteca Laziale, Goody Music, anche Magic Sound a Piazzale di Roma, e gli dicevi questi titoli un po' storpiati con l'autore, diciamo dall'autore, dal titolo del brano, il negoziante ti sapeva dire che disco era, perché magari gli era arrivato da poco e quindi conosceva i dischi che uscivano ogni settimana, perché lì veramente era velocissimo diciamo, l'uscita dei dischi e la vendita, quindi uscivano una settimana, il sabato venivano annunciati da Albertino, tu li dovevi trovare da Remix, da Goody Music, eccetera. Quindi loro erano esperti anche nel saper vendere e conoscere i dischi che ogni settimana uscivano. E quindi diciamo era proprio bello questo contatto tra negoziante e poi lì c'erano ovviamente tutti i giradischi dove tu ti prendevi quella decina, 15 dischi della DJ Pareti che ti eri scritto che ti erano piaciuti, poi lì dovevi scremare perché non li potevi comprare tutti, non c'è niente da fare, a parte pure lo spazio, vabbè, ma tralasciando lo spazio, costavano, come ho detto, tra le 8.000 lire e le 15.000 lire, quelli di importazione costavano anche 15.000 lire, e poi c'era il fatto che magari splittavi la spesa in 2 settimane, quindi quella settimana dicevo io stasera c'ho una serata, quasi quasi compro questo come novità, metto questo, metto quest'altro, ne compravi 3, 4, 5 e gli altri però li lasciavi là. Poi la settimana dopo ne uscivano altri e compravi, che ne so, 2 di quelli che ti hai lasciato indietro e 3, 4 nuovi. È qualcosa che io poi, come vi ho detto, se lasciate i commenti sotto i miei video, a me farebbe tanto piacere raccontarvi quella che è stata la mia vita in quegli anni. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Ok? Lo so, la spedizione ti frega, infatti ne devi comprare. Io ho visto che per ammortizzare la spedizione da uno stesso venditore devi comprare una decina di dischi, allora vale la pena. Ma quando tu trovi, che ne so, Power of American Native, sa, 1 euro, 1,20 euro, vuol dire che quel venditore stesso ce n'ha tanti a quel prezzo, vai, te li scorri e quando ne hai comprati una decina, splitti la spesa per 10 vinili e a quel punto conviene. È ovvio che se ti sparano 10 euro di spedizione per un vinile solo non conviene, ma 10 euro spalmati su 10-15 vinili comincia a diventare, diciamo, più fattibile. Questo è il consiglio che ti do, Max. Ok? Inside Records. Questo è Neon Light featuring Fonda Raff. Keep on Dancing, questa pure è conosciuta. Keep on Dancing, questi sono dei remix ovviamente di Keep on Dancing. Ok? Su Inside Records, come vedete, la copertina è proprio la sua originale Inside Records. Ok? Allora andiamo avanti senza fermarci mai. Ho un altro disco Media Records con copertina totalmente anonima, timbrata solo qui Media Records, quindi è della Media Records, come vedete qui c'è disegnato anche il simbolino Media Records e qui anche, qui c'è in rilievo ma non si vede, non riesco a farvelo vedere bene, comunque in rilievo c'è Media Records. Cappella Move It Up, You Got to Move It Up, questa è famosissima, Cappella Move It Up dei Cappella, pure questo 91 mi sembra, o 91 o 92, ma non mi sovviene, comunque Cappella Move It Up, You Got to Move It Up, bellissimo. E qui io se riesco con dei riflessi a farvi vedere, perché sia da questo lato che da quest'altro lato c'è in rilievo, è riportato diciamo
quello che c'è sul centrino, il simbolo, il logo di Media Records. Niente, non lo fa vedere in nessun modo. Vabbè, fa niente. E noi andiamo avanti, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. C'è un altro promo mix Only for DJs, questa volta sempre della Media Records che abbiamo visto adesso. Max, non ti sei accorto di quello che c'è sta qua, me sa. Grande Max. Qui mi hai dato un brano di Raff by Picotto. Raff by Picotto, famosissimo, ha fatto un sacco di brani. Into My Life. Questo è un promo copy, però dentro c'è Into My Life by Raff by Picotto. Cioè, è veramente bello Mario Più! Io volevo fare la collezione di tutti i dischi di Mario Più. All I Need, Mario Più featuring More, Jeopardy, Aria. Cioè, questo è bellissimo sto disco. Questo è qualcosa di memorabile. Wave, Sosa vs DJ Thatcher. Questi sono tutti e quattro brani bellissimi, uno più bello dell'altro. Lo mettiamo qua, perché finita la live è il primo che mi sento, finita la live. Siamo arrivati a Flim Flam, Tolga, Shall We Do It Again, Yeah Yeah. Questo pure è un disco che io già ho, pure questo ebbe un discreto successo, devo dire la verità. Flying Records, Joint Mix, DMC, Joint Beat, Flim Flam. Even Better Than the Bootleg. Tolga. Flim Flam. Tolga. Flim Flam. Tolga. Shall We Do It Again? Yeah Yeah. Questo è bello anche questo. Ok, andiamo avanti, facciamone qualcun altro, sennò poi domani sono troppi da fare tutti insieme. Quindi ecco, arriviamo qua e poi ci fermiamo e domani ci facciamo quest'altro qua. Allora, in sleeve generica, Black Label, dice come cavolo fai a trovare che caspito c'è registrato su questo vinile? Per capire che c'è registrato qua, non me lo lascio da parte, perché poi magari mi faccio io un'etichetta da metterci. Max, come fai tu per sapere che cosa contiene questo vinile? Dove c'hai copertina generica, tutto generico, non si capisce niente, tutto nero, di solito stanno pure i white label, questa è una black label, ma come fate? Dite in live, come si fa a conoscere che cosa contiene questo disco? Questo è complicato, perché io poi lo dovrò archiviare, non è che posso mettere tutti i punti interrogativi, spesso non si sa l'anno in cui è uscito un vinile e ci metto 4 punti esclamativi nel campo dell'anno, ma autore e titolo del brano sono due campi che non posso lasciare vuoti. Non è che posso archiviare un disco scrivendoci Black Label, che ne so, no. Quindi c'è un modo per sapere cosa c'è registrato qua. C'è un modo. Ride Max, ride. Il modo è moderno, molto moderno, anche se c'era un programma che veniva usato per riconoscere la musica, adesso basta usare Google, basta fargli ascoltare quei 20 secondi del brano e Google ti dice esattamente che brano è, ok? Quindi prima c'era non mi ricordo, no, non è che non è stampato, ce ne sono tanti così, ce ne ho tanti, molti scritti a penna sopra, come si chiamava? Shazam per trovare i brani? Shazam, che io ce l'avevo qua installato ma non mi ricordo più dove ce l'ho. No, ma non lo uso più perché uso Google. Adesso uso Google. E se Google non lo trova, allora ricordo Shazam. Sì, Shazam.
con Shazam è un altro programma, però prima Google, e Google al 90% lo trova il brano, ci so vie. E quindi poi io, dopo questa, penso che la butto proprio questa copertina, anzi, guardate un po' che faccio, questa la metto un po' da parte, ce ne frega niente. Vestiamolo completamente di nero questo disco, va. E poi ci attacco un'etichetta bianca. Allora, nero, nero, tutto nero. Oh, va meglio? E poi qui c'è sta... Poi dice che uno deve avere il Commodore 64 e gli viene voglia di rimettere in piedi tutto il Commodore 64. Io adesso ho delle etichette, no? Pure abbastanza grandi, qualcuna grande, qualcuna... E io vorrei stampare, io col Commodore 64 MPS 803 mi mettevo l'etichetta, scrivevo quello che dovevo stampare, col comando open andavo direttamente sulla stampante, print, aperte virgolette, quello che mi serviva a stampare, poi c'era un virgola e gli davi un parametro che ti diceva se era 0 te lo stampava piccolo, se era 1 te lo stampava enhanced, quindi allargato, e basta, e si stampava. Invece adesso con la stampa, io ho una stampante laser della e un aggetto d'inchiostro, ce li mette un foglio che è per forza a 4, quello è un casino. Io invece con l'MPS 803 ad Aghi andava tanto bene, mannaggia. Vabbè, lasciamo stare. Nightlight Records, questa è una etichetta che ha fatto un sacco di underground, bellissima, ha distribuito tanta underground, molto bella. Ma questo tra l'altro è un altro logo che io non conosco, quindi mi sa che se io lo vado a cercare, sto Nightlight Records, questo è successivo al 1995, Linda Freeland Hot Stuff, e sono curioso, come sempre, di andare a vedere se effettivamente questo è successivo al 1995. Quindi andiamo su Nite, Linda Freeland, Hot Stuff, andiamo a vedere, 2005 ragazzi, 2005. Allora, come vi ho detto, io fino al 95 mi ricordo anche i loghi delle case, e la Nightlight Records non aveva il logo così, assolutamente. Comunque, questo è Linda Freeland Hot Stuff. Vediamo che genere mi dà come genere. Come genere mi dà disco, cioè proprio non ci hanno scritto niente. Questa distribuiva parecchio underground, però nel 2005 non lo so. Magari questa è più house, perché ecco, negli anni 2000 si è cominciato a diffondere questa musica house, ma anche molto bella, perché la musica house ti fornisce un buonissimo sottofondo, per esempio nei pub dove non si balla, dove uno preferisce parlare, e la musica house, così come anche un po' di underground, ha sostituito un po' il jazz va più in America, lasciamoglielo in America, anche se a me piace tantissimo. Il jazz suonato bene, è una musica bellissima il jazz, però qua in Italia prese parecchio nei pub, prima ancora, qui stiamo parlando di prima delle apericene e di tutte queste cose che sono frutto degli anni 2000 avanzati, 2010, 2015, così si è cominciato ad usare questa cosa di andare a fare la pericena, eccetera. Prima ancora uno andava al pub, si beveva una birretta senza neanche troppo, andava lì per chiacchierare, e di sottofondo c'era la musica, appunto, come questa qui, una house un po' particolare, un underground un po' particolare. Ok? Fused, questo è Fused Saving Mary. Saving Mary sta scritto di qua. Fused Saving Mary. Ecco qui tutta la copertina, come la potete vedere. Ok? Qui ci sono tutte le varie versioni. Addirittura vedete Bob Sinclair Vocal Mix, Fused Club Mix, Sound of Life Full Vocal Mix e Robbie Rivera's Dub Mix. Bob Sinclair, ovviamente qui si parla dopo il 2000, ok? Quindi questo è sicuramente dopo il 2000.
Allora andiamo qua, get this yeah underwear. L'etichetta corrisponde Ocean Tark. Allora, questa è un'etichetta messa sopra. Allora, il bollino SIAE sta messo sopra un'etichetta generica e questo è un adesivo. Questo è un adesivo attaccato sopra questa copertina. Andiamo a vedere. Get this ya underwear. Go cracking mix. Go cracking mix, no brass. E poi Siren Appella. Vabbè. Questi tutti i nomi inventati, tutti i nomi dei remix si divertivano proprio a inventarli così un po' strani, veramente strani, eh. Comunque A1, B1, B2, potevano pure scrivere solo A, visto che al lato A c'è un solo brano, invece di scrivere A1 potevano scrivere A e il mix, poi B1, B2, così uno sa. Però invece no, A1, B1, B2, quanto si divertivano pure a fare, diciamo, non solo i centrini, ma anche questi adesivi, e poi vedete codice a barre, quindi è sicuramente successivo sicuramente successivo al 1995, ma in questo caso successivo agli anni 2000, quando vedo codice a barre. Allora, questo è Crystal Clear, Live Your Life, Gypsy Love, pubblicato su Division Crystal Clear, vedete? Ok, Crystal Clear e telecamera cioè la telecamera è molto molto buona. Tra l'altro, se io riesco a mettere Windows 11 la posso portare pure a 1080, così posso fare delle live che si vedono anche molto meglio. Ok, e questo è qui ovviamente sempre bollino SIAE attaccato sulla custodia. Ha detto Francis di buttare tutto, sì. Momento in cui lui finalmente butta quella Prime 4 e riprende in mano i giradischi, io butto tutti i vinili e mi prendo io la Prime 4. Dai, facciamo così. Ma perché sta Francis da qualche parte? Sta in contatto con Francis? Che butti? A parte che queste versioni qua è difficilissimo trovarle da qualsiasi parte, cioè non ci si è messo nessuno a digitalizzarle, a pulirle e a rimetterle in circolazione, quindi molti di questi brani nascono e muoiono sul vinile e non li troverai mai, difficilissimo che li riesci a trovare. Vedete quanti sono? Io non ce l'ho neanche tutti, ce n'ho pochissimi, qui si parla di 6.000. L'altra volta in live da Max DJ77 c'era un DJ che ce n'aveva 16.000 di dischi, quindi come vedete è impossibile digitalizzare tutto. Allora qui c'è sta un 2, Huda Funk featuring Terra Deva, String Me Red, insomma, sinceramente ve li faccio leggere a voi. You Think You Are So Clever, The Freaks Mixes. Ok, e qui addirittura tutto scritto piccolo, boh. Comunque, questa è sempre un'etichetta, vediamo un po' se corrisponde, sì, poi i colori corrispondono. Vedete, i colori del centrino corrispondono nero, giallo, arancio, corrispondono, e il bollino SIAE è attaccato qua, eccolo qua. E poi non solo, ma l'adesivo, se lo vedete, teneva chiusa la confezione, quindi per prendere il disco è stato necessario rompere l'adesivo, e questo è un adesivo, ok? Anche questo è un adesivo, col codice a barre, anche questo è un adesivo. E quindi niente, lo metto così, andiamo avanti. Questo è Nowhere Man Music and the Sound. Nowhere Man Music and the Sound. Questa l'abbiamo già vista, questa etichetta Fabric, e tra l'altro come vedete è tutto rosso come tutto rosso. E qui il bollino SIAE sta qua, eccolo qui il bollino SIAE. E quindi questa è Fabric Records,
E questo è il titolo del brano, anche questo non lo conosco, non posso conoscere tutto, ammetto la mia ignoranza, ma non posso assolutamente conoscere tutto. Allora, Mambana Libre 007 Stereo 7. Guardate questa che bella questa. Questo è l'SL 1210 eccetera della Technics, Mambana Libre 007 Stereo 7. Bello, questa copertina mi piace, con lui che screccia, e questo è il dietro. Questo deve essere pure un bel vinile, questo deve essere bello. Sound of the Bomb. Vedete? Io come lo vedo, io ho letto Sound of the Bomb e c'era scritto qui pure Sound of the Bomb Mix, però questo sta su Digit, non so se si vede, qua c'è scritto Digit, quindi mi sa che la copertina non è la sua, però tanto il timbrino SIAE sta qua, eccolo, vedete? SIAE, quindi c'è il timbrino SIAE. E questo è Q&Q Batuka Gum. Mi sembra di ricordarmelo questo, Made in Italy, Sound of the Bomb, Batuka Gum, Q&Q. Questo lo dovrei sentire. Mi sembra di ricordarmelo questo qua, mi sembra di ricordarmelo. Mi pare che questo andò all'epoca. Chicane, questo è Stravaganza Recordings. Questo, tra l'altro, mi sa che già ce l'ho con l'occhio, già gliel'avevo detto a Max. Questo è ovviamente dopo 95, però questo ebbe un discreto successo. Saltwater, Chicane. Ma guardate che bello che è questo, diciamo, questa copertina, questo occhio messo così. Extravaganza Recordings. E questo ovviamente è stampato sopra, non è un adesivo, ok, andiamo a vedere dentro. Il vinile sta benissimo, grande Max, questi sono tenuti benissimo. Questo era un bellissimo brano, chissà perché non te lo sei tenuto, Max. Non lo so perché non te lo sei tenuto, questo era bello, è un bel brano. Oh, torniamo, mamma mia, Robin S. Oh, The Time Group Promo Mix, torna un altro Promo Mix, e qui dentro addirittura c'è Robin S., un altro re dell'underground, con Want to Think You. Poi c'è sta Hard Corey e Martini Even. Di qua c'è Pod Fades e Groove Corporation. Sempre Promo Mix. Questo è un lato e questo è l'altro. Vedete c'è Robin S., il re dell'underground, anche. Oh, siamo arrivati all'ultimo per oggi. Riserec. Allora, vediamo un po' se... Oh, ma quando li stampano in... Però un po' si vede, dai. Un po' si vede che qui c'è scritto Riserec. Questa è una C, Vedete, questa è una E, la R non si vede, questa è una R, questa è una S, tra i due c'è la I. Vedete, Riserec, però si legge. Quindi questa è la copertina di questo, visto che anche qui c'è scritto Riserec, che poi sarà Rise Rec. Questo non lo conosco assolutamente, vorrei vedere se, ecco, Josh One Contemplation, Josh One Contemplation, Josh One Contemplation, Josh One, Josh One,
Riserec. Josh One Contemplation. Cacchio, non lo trovo questo. Questo. Strano, non lo trova, Ah, Contemplation, eccolo qua. Come l'hanno scritto sto Riserec? Ah, Rise. Non hanno scritto Riserec, Rise. E quindi è questo qua. Eh sì, questo è Electronic House, Deep House. Scusate, ma ho voluto vedere di che cosa si trattava questo. L'hanno archiviato su Discogs come Rise e non Riserec. Ecco perché non lo riuscivo a trovare. Ma qui c'è scritto Riserec. Si vede col riflesso, Riserec. C'è scritto Riserec, ma poi pure qui, se io lo faccio mettere a fuoco, qui c'è scritto Riserec 1 off, ma c'è scritto Riserec, non Rise. Ok, io direi che domani sì, con un'altra oretta. Vediamoci questo che è uguale. Riserec, vedete? E questo è un altro della Riserec ed è Mutni. Ma dovrebbe entrare la macro quando holding on, Mutini holding on, holding on. Vediamo un po'. Allora, Mutini holding on. Mutini holding on. Mutini holding on. Anche questo è una house del 2004. Sì, questa è house del 2004. Sempre Riserec. Fammi vedere se qua hanno scritto Riserec o Rise. No, Rise e basta. Vabbè, ok, così abbiamo visto anche quest'altro del Riserec. Vabbè, metto così. E abbiamo visto un altro bel pacco di vinili. Ci siamo fatti 4 chiacchiere, è passata un'ora e 10, sono le 11:24 di questo 9 ottobre 2024. In chiusura di live vi invito ad andare a vedere il mio sito principale dedicato ai vinili, che è il mondodelvinile.it, oppure andate a vedere, se vi piace la musica, www.renyjstore.it, scritto RENYJAYSTORE.it, renyjstore.it. Andate, che ne so, se vi piace Star Wars andate su starwarsstore.it, se vi piacciono i Lego su legolando.it, compaiono tutti qui sopra. Se vi piacciono le magliette vintage fate un salto su magliettevintage.it, più facile di così. Dovrei mettere qui sotto, magari che scorre, magliette vintage. Ok, Michele, grazie di essere stato con noi, grazie a tutti, salutatemi in chat chi è collegato, così vi saluto prima di chiudere la live. Ovviamente grazie mille al nostro amico Max DJ77, vi invito nuovamente a vedere non solo i filmati, diciamo i video che lui pubblica sul suo canale TikTok, ma presenziate le sue live musicali. Ok, andate su TikTok, cercate Max DJ77, oltre a mettergli un segui, andate pure a presenziare alle sue live musicali. Penso
non so se ce la fa col tempo, ma penso che Max una live oggi o stamattina o nel pomeriggio la farà senz'altro, ok? Io non so se potrò presenziare perché devo un po' mettere a posto già tutte ste pile di vinili, cominciano ad essere troppe, mia moglie mi taglia la testa, quindi bisogna che metta a posto, ok? Quindi grazie mille Max, grazie Michele, grazie agli altri che si sono collegati, grazie a tutti quelli che si collegheranno. Il mio sito principale è www.classe74.it, se volete partire di là per trovare anche tutti gli altri miei siti. Ok? Grazie mille di essere stati qui con me, sono le 11:26, quasi 11:30 e io vi mando la sigla finale. Ok, aspettate un attimo. Ok, vi mando la sigla finale e ci vediamo quasi sicuramente domani mattinata, sicuro, perché poi nel pomeriggio domani sto pienissimo di lavoro, quindi non ce la farò a farla la live, e quindi farò una live sicuramente domani mattina, penso verso quest'ora, ok? E finiremo finalmente questo scatolone di vinili, lo vedremo, diciamo finiremo e rivedremo tutti quelli rimasti, che sono quelli che vedete qui, ok? Di nuovo grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, buon pomeriggio e arrivederci. Ciao ciao!